troppo gentili. Pensavo di non venire perché di sicuro qualcheduno mi farà pagare il conto. Ma essendo che faccio parte di un popolo che già da troppo tempo paga un conto, adesso è l'ora di chiuderlo. Ora, sono un semplice prete. Ho dalla mia l'esperienza pulita dell'acqua di montagna. Amo le famiglie, amo il mio popolo. Anzi, vi invito ad andare a vedere il blog Il Prete del Popolo Veneto che ho costituito e finora ha pochissimi visitatori, appena 2-3 al giorno, e questo non mi piace tanto, perché insomma io non so chi vada a vedere, ma che siano almeno 40-50 al giorno, altrimenti siamo disuniti. È certo che dirò anche delle cose sbagliate, delle cose non condivisibili, ma sono anche convinto che siamo tutti sulla strada giusta. Mi sono preso la stola, vedete, dei 4 evangelisti, quindi c'è anche San Marco. Pensavo di fare una benedizione in latino, dato che sono tradizionalista su certe cose e mi dicono super moderno su altre, seguo la coscienza. La coscienza mi sembra più importante quasi della stessa religione. Tu intanto rispondi qui, Dio ti parla dentro, non sono gli ordini scritti nei libri o che sappia io cosa. Sono gli occhi delle persone che mi parlano anche, mi dicono sei nel giusto, ti stai sbagliando. Adesso voi tutti mi avete detto, ma già lo sapevo da vecchia data, che dovevo venire, sono qua. Quindi faccio una semplice benedizione, che però è un fatto concreto. Partiamo con la benedizione di Dio. Sono così felice di darvela. Vi benedica e benedica il partito e il popolo veneto e tutti i popoli, e guarisca le nostre ferite l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie Monsignore. Mi sembra una bella maniera per iniziare una conferenza politica, anche così prendere una benedizione